Bentrovati amici, oggi mi trovo a Petralia Soprana, siamo al Palazzo Pottino e qui intorno alle ore 16 si svolgerà un importante convegno sulla lingua madre, la lingua siciliana. I relatori di questo convegno sono delle personalità molto conosciute a livello regionale, degli studiosi della lingua siciliana, tra cui il castellammarese Giuseppe Gerbino, poeta e studioso, il responsabile dell'associazione IO di Buseto Palizzolo, anche lui poeta, Alberto Criscenti. Siamo speranzosi di avere un folto pubblico quest'oggi qui a Petralia Soprana. L'organizzatore di questo convegno è l'associazione Sicilia Incantata, presieduta da Giovanni Pollina, anche lui una persona molto attiva nell'ambito della cultura siciliana. Siamo a Petralia Soprana, Borgo dei Borghi, il borgo più bello d'Italia, nel 2018 eletto. Siamo qui per un convegno di lingua madre di Sicilia, il secondo esattamente, organizzato dall'Associazione Culturale Sicilia Incantata di Valderice. Allora, i relatori scelti per oggi sono il professore Giuseppe Gerbino di Castellammare del Golfo, il poeta Nino Baroni di Trapani e il responsabile culturale dell'associazione IO di Buseto Palizzolo, Alberto Criscenti. Poi abbiamo un recital di poesie della poetessa castellammarese Marinella Vasile, Patrizia Sarcona, sempre di Castellammare del Golfo, e Girolamo Caleca, sempre di Castellammare del Golfo. Ecco, siamo con il poeta Giuseppe Gerbino di Castellammare del Golfo, che ho presentato poc'anzi. Giuseppe, l'ennesimo convegno sulla lingua siciliana. Quest'oggi siamo a Petralia Soprana, un luogo bello, anche se oggi il tempo non è molto bello qui a Petralia. Sempre per la valorizzazione e la diffusione di questa lingua siciliana. Sì, Nino, siamo qui in questo luogo incantevole, il Borgo dei Borghi addirittura. Vero è che il tempo non è dei migliori, però anche questa atmosfera così con la nebbia ci riporta al passato, ci riporta un po' a Federico II della scuola poetica siciliana, no? È vero. Sì, è bene, quando c'è da promuovere la cultura siciliana mi piace dare il mio piccolo contributo. Ringrazio ancora una volta Giovanni Pollina di Sicilia Incantata, che per la seconda volta mi ha dato l'opportunità di fare il relatore in uno dei suoi convegni. Niente, speriamo... Giuseppe, ti posso chiedere che tema tratterai oggi qui in questo convegno? Un po' in generale sai che comunque c'è un po' di confusione ancora, almeno per quanto riguarda la lingua siciliana, c'è un po' di confusione tra quella che è la lingua parlata e la lingua scritta, quindi farò un excursus della storia della lingua scritta per poi arrivare a quelle che sono proprio le differenze fra l'una e l'altra. Ecco, cari amici, sono in compagnia di Alberto Criscenti, un altro relatore di questo convegno. Alberto, anche per te l'ennesima presenza in queste manifestazioni dove il tema principale è la promozione della nostra lingua siciliana. Tu sei un esperto e uno studioso. Oggi che tema tratterai? Io oggi traccerò il profilo di uno dei più illustri rappresentanti della scuola poetica siciliana, ovvero sia Giacomo D'Alentini, e quindi traccerò anche un profilo sugli aspetti che riguardano la scuola poetica siciliana. Allora, cari amici, mi trovo in compagnia del presidente del Consiglio Comunale di Petralia Soprana, il dottor Leo Agnello. Dottore Leo Agnello, oggi un convegno sulla lingua siciliana. Petralia Soprana è, molto sensibile anche a questi temi. Noi innanzitutto siamo onorati di avervi qua fra di noi, questa associazione Sicilia Incantata che promuove la lingua siciliana, il dialetto siciliano, che nel borgo più bello d'Italia oggi è qui con la nebbia anche più bella d'Italia, ci dispiace di questo, non possiamo fare niente in questo senso, e vi diamo il benvenuto a Petralia Soprana perché riteniamo che un'associazione di questo tipo anche nel nostro borgo possa promuovere non solo la lingua e il dialetto, ma anche la sicilianità di questa caratteristica dei borghi siciliani che hanno avuto la ribalta nazionale e internazionale. Quindi in questo senso lo stimolo anche
ad essere, diciamo, siciliani anche con la lingua, ci fa onore e quindi gli diamo il benvenuto per questo convegno in questa sede prestigiosa che è il Palazzo Pottino. Sicilia Incantata ci tiene anche a ringraziare l'amministrazione comunale per la disponibilità e per aver accolto questo convegno sulla lingua madre, la lingua siciliana. Grazie. Grazie a voi. Aprirà il convegno il gruppo Sachilia, che intratterrà il pubblico presente con alcuni brani della tradizione siciliana. Noi siamo i Sachilia, siamo stati invitati da Giovanni a questa manifestazione inerente alla lingua dialettale siciliana, naturalmente. Per noi è un vero piacere essere invitati, facciamo musica popolare, prendiamo spunto dalla musica folk per poi in un certo senso trattarla anche dal punto di vista etnico. Quindi facciamo dei canti e delle musiche inerente alla tradizione siciliana. Ricordo che lo sponsor ufficiale del convegno che si svolgerà qui a Petralia Soprana è Ceramiche Nino Parrucca. Oggi al convegno non interverranno solamente i relatori, ma vi sarà la presenza anche di alcuni poeti e poetesse dell'area trapanese che reciteranno per dimostrare al pubblico presente la bellezza della lingua siciliana e della poesia in lingua siciliana. I poeti e le poetesse sono Marinella Vasile di Castellammare del Golfo, Patrizia Sarcona di Castellammare del Golfo e Girolamo Caleca di Castellammare del Golfo. Come vedete, Castellammare del Golfo ancora una volta rappresenta per la Sicilia una sorgente di poeti inesauribili. Sono Marinella Vasile e sono contenta di trovarmi in questo palazzo grazie a Giovanni Pollina. Darò il mio contributo alla sicilianità con la mia poesia Tivitti. Io, Patrizia Sarcona, nativa di Castellammare del Golfo, orgogliosa della mia città, ho affrontato un viaggio circa di 3 ore per partecipare a questa manifestazione nel Palazzo Pottino di Petralia Soprana. Presenterò a voi una poesia riguardante la legalità intitolata Al giudice Giovanni Falcone. Sono Girolamo Caleca di Castellammare del Golfo. Oggi sono onorato di trovarmi qui assieme all'organizzatore di Sicilia Incantata Giovanni Pollina per questo convegno sulla lingua siciliana. Sono veramente felice. Dirò una poesia che tratta della donna contro le violenze sulla donna, dal titolo Rispetto. Cari amici, sono in compagnia di un poeta locale, un poeta di Petralia Soprana, che si chiama La Placa Giuseppe. Abbiamo letto, entrando in questa prestigiosa sede, qualche sua poesia. Oggi lei partecipa ad un convegno sulla lingua siciliana. Qualche sensazione? Partecipo con grande piacere, l'ho visto su WhatsApp e sono qua, così, per interesse interessi vari del siciliano, del dialetto, del nostro dialetto particolare, perché ho amato sempre prendere degli appunti, scrivere, registrare cose antiche. Mi piaceva, soprattutto mi piaceva la gestualità delle varie persone, dei vari arti e mestieri. Sono in compagnia di un altro poeta, Agostino Messineo, in arte alfiere di Petralia Soprana. Agostino, tu scrivi poesie, scrivi sia in lingua siciliana che in lingua italiana. Oggi si parlerà di siciliano. Tu che rapporto hai con la lingua siciliana? È un'ottima iniziativa innanzitutto per promuovere la nostra lingua, che non è solo
un codice di comunicazione, ma anche il modo per tramandare le nostre tradizioni, la nostra cultura paesana, ma anche cittadina. E quindi è un'ottima iniziativa, ripeto, e all'università stiamo affrontando ad esempio il lavoro sulle ingiurie, sui miti, i riti, le tradizioni di paese, e credo che sia insomma un ottimo modo per portare avanti insomma anche tutta la bellezza, la cultura e la tradizione che questi borghi, siamo a Petralia, quindi il borgo più bello d'Italia, tutta la cultura e la bellezza di questo borgo racchiude. Sono in compagnia della poetessa Matilde Laplaca, è una poetessa di Petralia Soprana, fa parte di un'accademia, ma sarà lei stessa a raccontare un po' la sua attività culturale e poetica. Beh, in breve, perché ho iniziato questo percorso, diciamo, molto giovane, giovanissima, 10 anni, è stata la prima poesia che ho composto. E poi pian piano, anche attraverso la scuola, vari concorsi di poesia ai quali ho partecipato, ho, diciamo, cercato di sviluppare quest'arte, questa vena poetica, che altro non è che riportare su carta, attraverso i versi, quelli che sono davvero i sentimenti autentici che si provano osservando qualcosa, meditando su qualcosa, quindi sulle emozioni in particolare, quindi anche, e non solo, anche delle riflessioni che riguardano la società, i valori. Infatti le mie tematiche sono varie, riguardano infatti l'amore, la natura in particolare, ma poi anche il senso della vita, quindi tutto ciò che è meditazione, che ci fa meditare. Matilde, tu utilizzi sia l'italiano che la lingua siciliana, ma due. ti debbo chiedere soprattutto che rapporti hai con la lingua siciliana, sinteticamente. Sì, è un rapporto che comunque ho cercato pure, ecco, di sviluppare nel tempo, perché allora, io provengo da Palermo, per parte materna, quindi il rapporto con la lingua siciliana diciamo che è nato anche grazie al linguaggio qui del paese, utilizzato anche da mia nonna, che conosceva vocaboli antichi, quindi ho potuto fare anche, cioè, ho avuto un apprendimento, diciamo, del siciliano. È stata una scuola, è stata una scuola, ecco. E quindi queste parole pian piano mi hanno caratterizzato anche il mio linguaggio, la mia espressività, che ho voluto anche trascrivere. Certo, pian piano, perché sono sempre stata portata per la lingua italiana.